Oh vicino, bene a voi. A me! A Vincenzo Gallucci. Ma adesso sono cose fatte! Consolabile sorella Carmela. Brava Carmela, ha fatto sto scemo! Vabbè, da vicino non pigliate con Non mangia piglia con! Poi non la nascita prima che arriva la corona vuoi! Non mangia piglia con! Ma che le Amilia? Ma tu, e ti riesci a puzzare tutto quanto? Ma perché tu? Ci dà chi va ordinati sta cronaca, Vincenzo Gallucci, che una salute fiera, sa? E sta pronto per attirare tutto quanto. Ma chi è che ti ha mandato qua? Come che mi ha mandato? È venuto un signore, no? Una signora è venuta con un biglietto, ma date i soldi, ha detto vai qua, porta sta corona. Ma te allora, ma non vedi che qua c'è tutta gente lì? Vabbè, Ma mandavi via! E questa non si fa, e va bene, ma se io sapevo una partita, sarebbe per farvi un servizio come si deve. Non vi preoccupate, non mancherà occasione per servirvi come meritate. Ma dove pure sotto? Ma no, ma che avete capito? Anche per, che ne so, un matrimonio, un onomastico, uno sposalizio, capito? Non ci serve niente, non ci serve niente, fiate vedi. Hai capito? Molto per ragionare. Lei colore di morte, si mandano ai morti, non si mandano ai vivi. Ai morti. No, ai morti, no. Quando uno muore si manda a colore. Adesso qua è una... Ai vivi si mandano, ai vivi che restano vivi a colore del morto di morte. Poi sta i morti non si può ne... Tornata io. Si passa qua sotto, andiamo bene. Vicino, ma vorresti sapere proprio chi è stata, però. E ce l'ho tanta a capire. È stata la mia diletta sorella. Carmela, ma sei che non sta a Roma? Come ci vuole essere tanto a caricare uno che stanno? Bravo a Carmela. Ma questo pure è vero, però voi non parlami più vicino, non parlami più. Don Giovanni, venite, voglio fare un regalo che ho fatto a mio marito, un taglio vestito bello sulissimo. Veramente è bello, non te ne mancano vestiti come me. Ti dà io suo. Andiamo. Camminando. Poverino, si finisce, tu e tu disperato. È stato un scherzo, non parliamo più. Mi scherzo però, è stato capace di fare pace. Noi. Sempre così succede, per un niente si trascina un malumore per tutta la vita. Non niente, mo però non è proprio niente perché 500.000 lire non sono niente. E tu, perché voi vi siete presi 500.000? Ma no, stai 500.000 lire, no! E basta, ma non avessi venire poco, no! Vabbè, non può. Ormai tanti 500.000 lire la Juventus. Domani. Però ma fammelo piacere. Ma levate sta giacca nera quello perché mi fa un certo effetto. Te ne vieni in una stanza mia. Ti metto meglio vestito fiorato e mia moglie. E stasera tu mio. L'impressione come può fare un sicuro queste. Ma avete mai fatto caso a quanti bottoni portiamo addosso? La quantità e la varietà. Mica, non hanno trovato ancora un sistema per eliminare questi bottoni. Voi dovete credere, io i bottoni li odio. Io le case il meglio vestito. Sarà cosa che è accaduta a te, cerchi sapore, già a caso ribuffo tutto, ma solamente la faccia tosta mia non posso dire. Ah, lo stesso l'acqua lei. Perché mi ha preso questo in mano. Bravo Michele, cosa che
Vieni tu pure chissà. E vai a prendere il cappello. Così ce ne andiamo a casa. Io e te. Questo è pazzo. Don Luigi, voi siete pazzo? Sì, un manicomio. Voi dovete andare a manicomio, non vi vengono a prendere. Oh, Mario. Mario. Io sono quando ho visto cosa impressionante. Va via, già. Vai a prendere giacca e cappello, vai. No, Mario, non puoi stare con la gente. Andate, non capisci, ma avevo mandato un pazzo in casa. Ma io che ne sapevo che veniva qua, non lo sapevo. Donna Teresia, è il matrimonio nostro. E Lenina mi disse che vi eravate innamorata di me. E poi ci pazzo pure vedi. Abbiamo dicendo Don Michele. Michele, Don Giovanni, da me e voi non ci può essere nessun matrimonio. Io, vedete, mi devo dedicare a lui, soltanto a lui. È una missione la mia. Ha ragione, ci vuole pazienza. Vabbè, che devo fare? Eccomi qua. Sì, ma ce ne andiamo, chi è? A casa, bravo, bravo. Sì, saluta prima tutti quanti e ce ne andiamo. Dove c'è, scusate, bella festa, invece i fuochi, quando sono andati i fuochi, andate in giro e pensate a me. Tanto un po' lui. Pensate a me, mi raccomando. Fratello e sorelle, dale mamma. Devono stare sempre ma. Giù, pure voi però. E quando ci deve venire? Dove? Madonna Saveria, ma dove veniva andare lì? Mi saluta, le cose. Poi, la cosa, quando vai a Manico? Quando vai? Ma subito, andate a manicomio. Devi andare a Manico, perché tu sei un pericolo per la società. La gente, non puoi stare in mezzo alla gente, no. Che la famiglia, sì, gli amici, possono sopportare la settimana, un mese, ma papà, cosa ne Manico? Che vedi con tu vuoi dire metti la mano alla gola di una persona? Che andiamo? A te non male. Oh, Manico. Povera femmina. Marone, che la passate pure che ci sei? Stiamo tutto sotto scena. Andiamo, che spavento, mamma. Poi, ecco tu.
Grazie a tutti, adesso i tifosi possono andare a vedere il Napoli, ringraziamo per le musiche.